puoi fare le percentuali graduate, adesso c'è bisogno di muovere la merce, non ci si può bloccare il 20 o il 30. Non solo i saldi partono con l'autoanticipo, ma anche la scontistica si adegua e così già dal primo giorno di svendite le percentuali di sconto sono altissime, dal 40 al 50%. Prezzi subito giù con sconti in grado di fare gola anche ai meno appassionati. Sto vedendo in questa mattina che stanno andando bene e stanno accettando anche la percentuale che noi abbiamo pensato adeguata al momento. Insomma, i negozianti così gettano il cuore oltre l'ostacolo e tentano il tutto per tutto, una scelta che ha convinto molti clienti alla vista delle vetrine ad entrare in negozio. Abbiamo già cominciato, siamo partiti questa mattina, non presto, ma qualcosa abbiamo già cominciato a spendere. Hai trovato buoni sconti? Abbiamo appena cominciato a vedere, ma ce ne sono. Che cosa puntate di acquistare con i saldi? Ma pantaloncini estiva. Cose utili? Sì, cose utili. Niente superfluo? Niente superfluo, proprio no, assolutamente. Qualcosa per i bambini, i nipotini, per accontentarli e basta. Un giretto si può sempre fare e poi si vedrà, Trovare l'occasione. trovare l'occasione. Si compra tanto online adesso? Sì, sì, molto di più. Rispetto all'anno scorso molto di più. Ma perché è più conveniente? Sì, ci sono molte più offerte, conviene. Negozianti costretti anche ad adeguarsi al web che ha stravolto l'esperienza dell'acquisto. Obbligata prima a causa del Covid, oggi diventata un'abitudine perché online spesso lo sconto è garantito. La gente non è più abituata, poi anche in stagione regolare vuole lo sconto. Non c'è, non c'è soluzione ormai. Poi vedi il commercio online, cioè ci sono troppi stimoli verso il prezzo, verso lo sconto, verso quella parte là, dunque dubito che sia molto facile tornare indietro.